In questi giorni abbiamo bisogno di loro e loro di noi. In questo tempo così difficile ci manca il loro affetto, la loro esperienza, la loro vicinanza. Vorremmo abbracciarci, stringerci a loro per essere più forti insieme. Sono le nostre mamme, i nostri papà, i nostri nonni, i bersagli preferiti di questo virus che ci costringe a insegnare e a imparare nuovi modi di amare, a distanza. Proteggiamoli così, senza lasciarli mai con le parole, con i gesti, con la spesa sulla soglia di casa, perché nessuna distanza può cancellare l'amore. Brevio! Roberto! Ma insomma, ma dormi sempre? Cosa c'è? Perché mi hai svegliato? Ci fa fatica, sai, durante tutta la giornata a non fare niente, dai. Ma devi presentare, no? Devi mica fare una presentazione. Presentare chi? A me lo dici? Ah, sì, devo presentare Sergio Ferrari, il mio fisarmonicista. No, il nostro, caro, il nostro. Il nostro fisarmonicista, Ah. sì, proprio lui, quello che ci accompagna sempre, l'operetta, il cabaret, le commedie musicali, tutto, fa tutto. È un campione di fisarmonica. Cioè, volete sentire come suona? Sentitelo. E allora, vogliamo metterci a lavorare o no? Ma chi è quello lì? Che ore sono? Le 5. Le 5, di già le 5. 17. Sì. Ma allora bisogna lavorare, cosa fai? Su, Brivio, dai. Cosa c'è? Cosa dobbiamo fare? A me lo chiedi, sei tu che metti insieme. Dobbiamo presentare Memo Remigi. Memo Remigi, Sì, certo. wow! M come Milano, come metano, come ma chi me lo fa fare di lavorare, di faticare, correre in macchina o in metropolitana dalla mattina sotto la Madonnina che prega come una mamma per il mercante, per il meccanico e per me. Memo Remigi, e non è un personaggio di Milano, Memo Remigi è Milano. Beh, insomma, non esageriamo, proprio Milano no. Sono un milanese un po' a rius, nel senso che vengo un po' da fuori. Io sono nato a Erba, non quella che si fuma, ma proprio Erba, provincia di Como. Dopodiché mi sono trasferito a Como e da Como prendevo tutti i giorni il trenino della Nord per arrivare a Milano. Dove, direte voi? In Galleria del Corso, dal maestro Giovanni Danzi, il mio mentore, il mio maestro sia di musica che di vita, perché era un uomo straordinario. Lui mi diceva: mettesi lì al pianoforte e suona. C'era nel suo ufficio un pianoforte vecchio, verticale, io mi mettevo a suonare, mi inventavo delle melodie. Lui, facendo finta di scrivere, ogni tanto mi diceva: fammi sentire quella roba lì che te fa, fammela sentire. Io
cercavo di ripetere quella melodia che avevo inventato, ma no, quella lì, quell'altra. E un giorno, guarda caso, è nata questa melodia che fa: sapessi com'è strano sentirsi innamorati a Milano. E da lì è iniziata la mia carriera. No, ma è stonato. No, la partenza era Sì. perfetta. Questo, tu hai fatto ma non è hai dato mezzo tono. credevo che fosse stonato il pianoforte. Senti, ma te lo ricordi il festival di Inverigo tu? Sì, Il famoso festival che si faceva a Inverigo, inventato da un certo Giuseppe, il cui primo premio era il famoso Coccodè. Coccodè che cos'era? Era praticamente un premio che davano alla riproduzione di un gelato fatto a uovo in cereghin, Sì. uovo al burro, e di conseguenza c'erano delle canzoni in dialetto, ed anzi mi dice: Mimo, fa una canzone in dialetto. E io ho scritto una canzone che faceva così, non so se te la ricordi: mi te darò più se di tutto quel che ti mi detto a me. Quando io ho fatto questa canzone, lui mi fa: ma tu sei matto, questa è una canzone bellissima, questa la presentiamo a Sanremo. Infatti sono andato dalla Vanoni, ho fatto sentire la canzone e lei insieme alla Berti l'hanno portata al Festival di Sanremo con il titolo, tra l'altro, Io ti darò di più, che ha fatto il giro del mondo, che è stata incisa in tutte le lingue, che faceva così: io ti darò di più, io ti darò di più di tutto quello che avrò da te, anche se tu mi amerai come non hai amato mai, io ti darò di più, sempre più se, sempre più se, sempre più se. E fu la benedizione mia, perché questa canzone, devo dire, sono riuscito a comprare anche una 600. Ma figurati tu sei universale. Io guarda, ho girato anch'io all'estero, sono andato in Nigeria e poi a Mendrisio, gli unici due posti. Ma in Nigeria hai sentito Io ti darò di più? Ma ho sentito le tue canzoni in Nigeria, davvero, non scherzavo. Nell'albergo dove alloggiavo ho sentito le tue canzoni. Era un albergo italiano. Le minga un milanese Arius, le un milanese Erbus. Il bus, fumiamo l'erba. Raimondi? Non so se sono in grado di farlo. Pensami tanto, tanto intensamente. Sto stirando con il corpo. Ti sarebbe di troppo sacrificio se che non stai con quella menata lì. Ti disturbo, Gregorio? Sì, Francesca, perché veri falsugnetto. Pensami tanto, Basta che ti tanto, spinga tanto. dentro il ciccio, come foto. E ti dorme stesso. Pensami Solamente tanto, stare sulla tanto. finestra. Stefan, Tu sarà. è mysterious cure. E mi dormi al cielo. Se Gregorio se la vede la gamba sinistra. Non la vedo ma la riconosco benissimo. È quella con la vena varicosa. Varicosa un'ora trema e con la trema le prezzenti. E poi dici, se ti sei proprio verde panzugnet, perché te ne minghi in letta addirittura? In scimi mi risparmi te fate mangiare in mezzo alla toaia. Ora per quella bella toaia che ti mette giù a memoria d'uomo. Chi sarebbe l'uomo? Mi? Non mi risulta. A memoria d'uomo, dicevo, da quando il Don Callisto è caduto nel fatale errore. Quale errore? Poi dice Franceschina, te si ricorda in più. E lei, Francesca Sucornia, vuole sposare il qui presente Gregorio, eccetera, eccetera, eccetera. Poi ti fa uscita al bel po' che il cereghet che l'era di tre le burla intera per estremissimi. Porto Ayam, perché ti chiedi di no, vera? Mi starnidò. Ostarità. Quella filitura d'aria che le veniva dentro dalla sacrestia e tac che ti chiede il cupin e mi ecci e Don Callisto la c'è per starnir per usì ed ecco come un uomo nel fiore degli anni diventa infelice per tutta la vita. Berti, il matrimonio è stata una quaderna secca. Per me il matrimonio, come per la maggior parte degli uomini di questo mondo,
È stato l'insano desiderio di volere mantenere la figlia di un altro. Che però la puderia avesse mantenuto anche un po' meglio. Specialmente quando le che la fatti scossa, compreso di mettere giù la tovaglia. E dai con la tovaia, inventante matrimonio. Te ne mai messo in tavola quella roba indispensabile che si chiama stacchi. Stac! Gli stuzzicadenti! Ebbene, mio caro, sappi che sulla tavola degli inglesi, popolo di grande civiltà, tant'è vero che hanno solo 2 partiti politici, non si è mai visto uno stuzzicadenti, perché sono ritenuti volgari. E cosa d'opera in inglese per netassidenti? Oh, bella! Ma la forchetta, no? Oh, guarda la porchetta, va là che sono nella porta, va a vedere chi l'è, vai a vedere chi è. Chi l'era? L'era l'esatur della luz. Ah, sì, cosa voleva? Zapuzza la buletta. Quanto l'è? 20.450 franchi. 20.450, ma in quanti anni? Ultimo bimestre. 20.450, ma cosa te fa in 2 mesi? Ufandai elettrotreni sulla Milano-Napoli-Bari. Ma non dico dici cosa si può fare di una casa? Cosa si può fare? Basta far funzionare tutto il giorno la lavatrice elettrica, l'asciugacapelli elettrico, il forno elettrico, il tostapane elettrico. No, dico disi, ma ti schirocchi mi hai comprato. No, ma si vede che tu le hai comprate in segreto e adesso le adoperi clandestinamente. Ma dice pidasnar. Asnar, poi adesso Francesca si passa alle contumely. No, qui si passa la precisione. Perché tu non solo sopprimi in me la luce dello spirito, ma te mi sopprimete anche la luce elettrica. E chi te mi sopprime ti deve il putrafero. Guarda, vai, che c'è la cacchina, fa la fine del ponte sul fiume Quaglia, sai. La cicciara, cicciara. Rispondi al telefono, le suonano il telefono, forza. Pronto? Pronto? Buongiorno, Sciura Pasetti. Come la sta, Sciura Pasetti? La sta bene, Sciura Pasetti? Ah, allora si sbaglia. Oh, grazie. Me la manda già dalla sua donna. Grazie, la Sciura Pasetti. Arrivederla, Sciura Pasetti. Tante belle cose, la Sciura Pasetti. A presto, Sciura Pasetti. E grazie ancora tante, la Sciura Pasetti. Arrivederla, Sciura Pasetti. Grazie, la Sciura Pasetti. L'era la Sciura Pasetti. Avevi mica capito. E cosa lavori? Guarda Gregorio, le fine dei ritmi. Perché la Madì, che l'esattura si sbaglia, la Gradale, la nostra buletta e viceversa. E quanto l'erano, Madrid, Francesca. Dumavo c'è il Frank, Gregorio. Com'è Dumavo c'è? Ma vivo c'è il Frank che trovi intera. Sei Gregorio, Bundesmila in trop, Vocent in trop. Sai cosa ti dico? Torno da mia madre. Vai. Guarda che se vado è per non ritornare mai più. Benissimo, abbandono del tetto coniugale. No! Abbandono del mondo. Perché se tu, Gregorio, magari fra 10 anni, sentirai parlare di una certa suor Celestina, ebbene, Gregorio, quella suora lì sarò io. E se tu, Francesca, magari fra 10 anni sentirai parlare di un frate Gregorio che viene a cercarti. Ebbene, Francesca, quel frate lì non sarò io. E non venirmi a cercare neanche in borghese, sai? Perché mi te mandi la niura, mi ti fu fuori il giro del Montegemini, di qua in Gemini. Basta, Francesca! Qui l'erandazzo che non fa troppi grilli per la testa, ma ricordati che se da domani le cose non cambiano, farò sentire il mio polso. Gregorio! Oh, Francesca, scherzare?
Finalmente. Finito? Ma che finito? Appena incominciato, scusa, abbi pazienza. Qui c'è molto da lavorare, sai. Come ci ho fatto No, cioè, io avevo 2 o 3 vasetti, ne ho appena incominciato siamo uno. matti, dai, andiamo. Ma così, nature deve essere la Ma trasmissione. che nature, ma sai che adesso c'è un pezzo dei gufi, no? Vabbè, allora. Sto cercando di salvare la situazione. Ma che cambia la situazione? Ma certo, ma tu non vedi come eri prima e come sei adesso. Bisogna Preciso, uguali, rimediare. sono uguali. Ma preciso. caro, Tutti allora- mi dicono che non sono cambiato. Allora andiamo dall'oculista. No, tutti mi dicono che non sono cambiato. Loro o ero peggio prima o ero meglio adesso. Ma no, eri carino anche andiamo. prima e sei come vecchietto, Basta, sei carino basta, anche basta, adesso, basta. Il amore. pezzo che andiamo Sì. a fare è un pezzo intitolato Villino Maria Villino e lo Maria. abbiamo inciso in televisione, registrato in televisione 2 volte. Due Due volte. volte soltanto. La prima volta in bianco e nero in una trasmissione agli inizi E l'altro è nero e bianco, no? agli inizi della nostra carriera, esattamente, in una trasmissione che era stata organizzata da Maurizio Costanzo assieme a Ghigo De Chiara. Fantastica, non è mai Chi è andato in Ghigo onda. De Chiara? Lo Era un grosso, Ah, Ghigo un grosso il- era era beh. un grosso personaggio, Ah, un grosso vabbè. personaggio. La seconda volta invece è stata registrata appunto ad Antenna 3 nel massimo del suo fulgore e quando noi avevamo delle audience superiori a quelle della Rai. Vabbè, adesso basta, piantala lì che sennò ti dai, cioè. Dammi qua.
Oh mia bella Madonnina, che te perdi de lontano, tutta l'ora è vicinina, ti te dominemmila, sotto a ti se vive la vita, se sta mai con l'anima, cantando lontano de l'amore se ma poi meglio che abita. Pronto? Pronto, dottore? Buongiorno, buongiorno. Oh, niente, mi sento male, dottore. C'ho tosse, febbre alta. Che posso fare, dottore? Non si preoccupi, allora si appunti queste cose. Le prescrivo 10 sedute di fanghi e 10 sedute di sabbiature. Che mi passa, dottore? Non lo so, ma almeno si abitua a stare sottoterra. Ciao ragazzi, vi faccio questo video per aggiornarvi sulla situazione della quarantena. Noi in casa stiamo tutti bene, la convivenza è tranquilla, e con la mia moglie vado molto d'accordo, facciamo tutte le mansioni insieme, lei è sempre carina, mi fa sempre riposare. E niente, è uno spettacolo. Pensavo andasse peggio, invece questa convivenza rafforza il nostro matrimonio, facendo sempre tutte le cose insieme. E niente, questi sono gli aggiornamenti. Vi ho fatto questo video per farvi stare tranquilli. Vi saluto, un caloroso abbraccio e ciao a tutti. Dimmi amore, dimmi. No, nulla, faccio nulla. Arrivo. Ciao. Acabó, bebé. לא! שי, אמא שלך לא מניאק! זה מה? מה אתה חולה? זבל! מה אתה חושב? For coming, chin chin, chin chin, chin chin. Thank you, chin chin guys, chin chin, chin chin, chin chin. Ma stai facendo? State zitti, c'è il pezzo dicendo ora stamattina. Nessun dorma. Pure, o principessa, nella tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessuno saprà, no, sulla tua voce
di famiglia. Cosa le dici, amore? È inutile, sai, che ti trucchi tanto. Ah, sì? Sì, tanto non cambia niente. E la barba di Noè è lunga 1,33 m. Ti sembra l'ora di tornare? Dove sei stato? Stai in Gesa. A fa cos'è in Gesa? E a fare cosa? È stato un discorso divino. Divino senz'altro. Non stai neanche in piedi. E Anzi, tu mi guarda. hai aspettata vestita in codesta guisa? Io vado a letto così, va bene? Dai, spogliati, che ti faccio qui sul palquet. Ma come, caro, in questo stato? Perché dobbiamo andare in Svizzera? Porta romana bella, porta romana, lui si è ci sono le ragazzine che te la danno, ci sono le ragazzine che te la danno, prima lavora sera e poi e
sì, sì, l'amore è una cosa straordinaria. Anche qui se volete spegniamo le luci, però l'uomo diventa più gentile. Basta con quei sciacca brevi. Basta con quei sciacca bere. L'uomo guardi la donna e le dica: se tu mi farai vedere i tuoi due occhi azzurri, io ti farò vedere i miei due marroni. Grivi, allora d'accordo, per il finale facciamo come dico io questa volta, una cosa con sotto una bella musica, sai? Ma come dici tu? Non ho capito per quale ragione. Come per quale ragione? Per quale ragione bisogna fare sempre quello che dici tu allora? Ma no, non è per fare come dico io. Io suggerisco delle soluzioni nuove. Sei vecchio, Ma come io sono più giovanile di te, qui sì, proponi, cosa vuoi fare per il finale? Ma non lo so, una roba tipo La febbre del sabato sera, una cosa, ciao ragazzi, ci vediamo la prossima un film di 100 anni fa, adesso mi proponi una roba nuova. Ma i Bee Gees erano fantastici, scusa. E allora, amici, alla prossima volta. No, sei negato. Fallo tu, Va bene, guarda, ti concedo di salutare come al solito. Ciao, alla prossima settimana. Ma come? Ciao, andiamo, ma finiamola con questa storia qua. Oh, mamma mia, dobbiamo trovare un finale giusto. Il pubblico deve sapere che la prossima settimana facciamo la sesta puntata, è chiaro? Non è la settima. No, la sesta puntata è questa. E la settima puntata è la settima, brava. Cioè, il pubblico, ripeto, deve sapere che domani facciamo la settima puntata. Che la prossima settimana. Adesso basta!